Amici di Fanner, buonasera e benvenuti. Ci troviamo al circolo sportivo Sport City e stiamo per assistere all'incontro fra Tuwork e Turati, valevole per la 17ª giornata di Serie A di Lega Calcio a 5. Altissimo il ritmo, Tuwork già 2 conclusioni per la rete dei gol del numero 22 Fiammelli sul tiro del numero 16 Paoletti. 1-0 per il Tuwork. Le chiaie, nessun pericolo. Ancora Di Massimo per Iacomini. Bello il numero di Iacomini e trova anche il gol del pareggio. Iacomini al minuto 6 del primo tempo, 1-1. L'avversario poi pensa al sinistro, la palla viene recuperata. Ora con Iacomini che cerca Sella e trova il gol del 2-1 per il Turati al 12° minuto del primo tempo. Sella. Anche Paoletti, Andrea, oltre a Valerio, numero 16. Ragni cerca, passa, che arriva e con una grande conclusione cerca il gol del 2-2, ma Pavesi si supera e mette in calcio d'angolo. Fiammelli, sfortunato anche. La palla ancora lì. Poi Paoletti a lottare, Andrea Paoletti contro Fiorani, la palla passa, ottima la parata di Pavesi, nuovamente miracolosa questa volta. Solo Pistella con un tacco rischia di perdere il pallone per via della pressione di Veneziano. Valerio Paoletti cerca il fratello e trova un palo dal nulla. Ancora Sella in area di rigore, viene recuperata la sfera dai giocatori in maglia bianca, poi viene servito Paoletti che tenta la conclusione, c'è il gol del 2-2 al 17° minuto del primo tempo, risultato in parità grazie ad Andrea Paoletti. Verso Delle Chiaie, ancora Finello che è a campo, la scarica per Andrea Paoletti, la palla per Ragni che può salire, scarica per Finello, chiama l'1-2, viene accontentato, grandissima la parata sempre di Pavesi, viene trovato Di Massimo e Sella contro la difesa avversaria. Sella finta il sinistro, poi lo spara. Palla per Pistella che la fa passare sotto le gambe di Iacomini, però il possesso ancora per Iacomini, tenta addirittura il destro, bellissima la parata di Delle Chiaie. Attento e gli sporca la traiettoria. Ora Ragni contro Franchetti, se ne va in qualche modo Ragni, poi la scarica verso Fiammelli che trova il gol del 3-2 proprio all'inizio della seconda metà di gara. 3-2 per il Tuwork da Valerio Paoletti. La palla ancora per Valerio Paoletti che può battere il portiere e lo fa. Valerio Paoletti firma il gol del 4-2 per il Tuwork al terzo minuto di gioco. Cerca quantomeno di stoppare l'entusiasmo del Tuwork. Ora con Franchetti una conclusione. Ora Sella ancora, ottima parata di Delle Chiaie, ancora Sella contro Delle Chiaie, ancora ottima l'intervento di Delle Chiaie, ancora Sella può intervenire. Viene chiamato in mezzo Fiammelli, una palla per Paoletti che però buca l'intervento. Iacomini cerca di andarsene velocissimo, poi il sinistro, ottima ancora la parata di Delle Chiaie. Va via la palla per Di Massimo, Ragni capisce tutto. Ancora Di Massimo torna indietro, è pressato da due giocatori, si libera bene. 1-2 bellissimo con Iacomini, ottima ancora l'intervento di Delle Chiaie. Volta cerca Iacomini. Paoletti se ne va bene, Paoletti può pensare addirittura al destro, lo effettua con un pallone che supera il portiere Pavesi. 5-2 per il Tuwork, ancora Paoletti che lo sposta in modo legale. Ancora Sella a rientrare contro Andrea Paoletti. Sella perde però il contatto con il pallone, poi recupera Andrea Paoletti per Valerio Paoletti, tu per tu col portiere, prende il palo, occasione per il 6-2 per il Tuwork. Scappare ancora Valerio Paoletti se ne va velocissimo, la scarica per Andrea Paoletti, ancora per Valerio, il gol del 6-2 che chiude definitivamente l'incontro. Cerca Sella si libera bene l'avversario, Sella ancora contro il portiere Delle Chiaie che esce benissimo, la palla ancora lì per Di Massimo, gliela toglie Iacomini, poi cerca il gol, lo trova con il numero 8 Sella che raccoglie l'invito a rete del compagno. 6-3. Tutto pronto per la ripresa del gioco dopo il time out chiamato dal Tuwork sul punteggio di 6-3.
Palla per Valerio Paoletti, che viene anche fermato irregolarmente dal difensore. Ammonizione ed espulsione per il giocatore in maglia 9 col numero 9. Ora a destra per Finello. Finello rientra, poi la scarica. Ancora Finello e trova il gol del 7-3. Gol che chiude definitivamente la partita quando siamo arrivati quasi alla fine. Palla per Sella. Al centro c'è Di Massimo. Indietro per Iacomini. Ancora Sella per Iacomini. Il gol del 7-4 quando mancano 2 minuti alla fine dell'incontro. Finello per pensare al destro. Poi il gol del 8-4 di Fiammelli su assistenza di Finello. Libera di Pistella, poi allarga ora per Di Massimo, ancora per Sella. Sella per il gol del 8-5 firmato da Iacomini al 25esimo del secondo tempo. Con questo intervento chiude la partita sul punteggio di 8-5 per il Two Work, che vincendo si porta sempre prima in classifica e allunga sul Turati, che era distante solo di un punteggio, di un punto.